svolta il 20 settembre 2019 una giornata con la stampa presso il Molino Cosma. Presenti numerosi giornalisti di varie testate. I titolari del Molino di San Martino di Lupari, in provincia di Padova, hanno presentato alla stampa le caratteristiche, i prodotti e la storia dell'azienda, giunta alla quarta generazione familiare, presenti da 120 anni nel mercato, simbolo di una tradizione che cambia e si rinnova. Oggi il gruppo Cosma è guidato dai fratelli Piero, Paola, Rosanna e Marta. Una ventina di dipendenti, 15 milioni di fatturato annuo e volume di produzione pari a 60.000 tonnellate annue di sfarinati e semilavorati, con una capacità di stoccaggio di 3.000 tonnellate di grano e una capacità produttiva di 200 tonnellate al giorno. L'obiettivo di Molino Cosma è quello di innovare e diversificare attraverso la gamma di farine che producete. Ci spiega nel dettaglio qual è in particolare? Allora, produciamo una gamma completa di farine adatte per uso industriale, per la grande distribuzione, perciò farine adatte per l'uso domestico e farine, una gamma molto completa, adatte per il sistema Horeca. La nostra gamma è completa perché curiamo con molta attenzione tutte queste gamme. Già tradizionalmente lo facciamo, oggi stiamo puntando molto sul segmento Horeca, a cui dedichiamo una gamma completa di farine per pizza. Affidabilità, sicurezza alimentare e certificazioni sono i vostri punti di forza. Ci spiega nel dettaglio quali sono i sistemi che adottate? Sì, da sempre noi crediamo che una buona organizzazione sia la base per dare sicurezza alimentare ai nostri clienti. Siamo uno dei primi mulini in Italia ad essere stati certificati in base alla norma ISO 9001 e uno dei primi mulini a seguire le norme volontarie BRC e IFS che oggi portiamo avanti e ci servono per diffondere e per sostenere il nostro business all'interno della grande distribuzione. Accanto a queste certificazioni abbiamo unito già da tempo la certificazione di qualità biologica e la certificazione kosher. Non per ultima viene una certificazione di filiera a cui abbiamo dedicato molte delle nostre energie durante quest'ultimo anno ed è una certificazione di filiera legata alla produzione di farine derivanti da grano veneto. La filosofia del Molino Cosma è quella di operare al servizio di chi utilizza la farina per sfornare ogni giorno i più svariati tipi di prodotti, camminare al fianco dei clienti, crescere con loro, realizzare prodotti adeguati a ogni singola esigenza. Farine italiane, farine venete certificate, farine tutte di alta qualità. Molino Cosma produce per il mercato italiano ed estero, offrendo farine derivanti da grani accuratamente selezionati, apprezzate per la loro bontà e versatilità. Molino Cosma produce per l'Italia e per l'estero, offrendo farine di altissima qualità. In particolare, quali sono i vostri clienti? I nostri clienti principali sono l'industria alimentare di seconda trasformazione, industria del pane, del surgelato, fette biscottate, biscotti, pasta fresca e così via, piadine. E poi tra i clienti abbiamo anche la grande distribuzione organizzata e infine gli artigiani, settore del commercio, Horeca e commercio grossisti di tutta Italia. Il profumo del pane appena sfornato rimane l'atto conclusivo di un lungo lavoro. I panifici e le pizzerie possono contare sull'esperienza di Molino Cosma, un'azienda che conosce i segreti del mestiere, sapendo come valorizzare al meglio materie prime di qualità. Per tutti è la farina che fa la differenza di un pane o di una pizza, buoni e di qualità. Qual è il segreto per una pizza fragante? Il segreto per una pizza fragante è la maturazione dell'impasto, che essa abbia poche proteine oppure tante proteine, lì tutto dipende dalla scomposizione degli amidi, cioè più proteine ci sono nel sacco di farina e più giorni avrà bisogno la farina di maturare. Quindi per far questo bisogna rallentare la lievitazione, che è il primo
il primo processo chimico che avviene all'interno dell'impasto. Rallentando la lievitazione e mettendo il prodotto in frigo riusciamo ad ottenere anche gli altri 327 processi chimici che avvengono all'interno dell'impasto stesso. Quindi la maturazione della farina non è altro che la scomposizione di tutte le parti complesse in parti semplici. Dal vecchio molino, cuore della civiltà contadina, alla tavola. La filiera certificata di Molino Cosma è una garanzia di qualità.